Ma da... Il meteo chiamava, sole, inizia il freschettino. Io caro. Via verso Barcis, senza lavarci si spera. Guarda come si intorcola, guarda come si intorcola. Bestia. Ho sentito proprio il briciolino sopra il culo. Puttana troia. Qua bisogna frenare solo col dietro. Porca puttana, non me ne sono accorto, ho mollato il davanti. Diciamo che la strada sarebbe anche bella, l'unico problema è che non mi aspettavo così tanto briciolino, porca boia. Cioè ogni 3x2 era righe, chiazze, buche. Manovre. Sei pericoloso con quella roba. Con cosa? Poi Solito. Ho rotto il cazzo. Andiamo a casa. Se metti prima salta. Finché va. Poi la sistemeremo. Bene, pausa rifornimento sia a noi sia alla bestiolina fatta. Salutiamo Barcis, ci dirigiamo verso la diga del Vajont, altri 30 km circa. Nella galleria là. Eh. Hai tirato la stilità forte molto media. Mi sono stordito un timpano, di brutto anche. Sole, baci belli. Infatti. Papà. Gli avevo fatta. Gli avevo fatta. Perché guarda che sembra che non sia in pendenza, ma tra poi se va giù. E anche al Vajont ci siamo arrivati. Sì. Ok, era impensabile parlare lì dentro, comunque sia. Fa strano perché questa strada qua l'ho fatta nel lontano 2019 e dopo mi sembra di non essere più tornato su in moto. Adesso scendiamo giù dal Vajont, raggiungiamo Longarone e torniamo su seguendo il Piave verso il Cansiglio, l'ultima tappa di oggi. Ho fiati in secca mi dicono. Lago di Santa Croce. Dai. Stata mucca. Questa parte qua non l'ho mai fatta. Crampo. No, porca puttana. Sì, porca boia. Non so come cazzo mettere la gamba. Porca boia. Boh, sembra passato. Ecco, mi tocca proprio fermarmi. Raga, mi sono dimenticato di registrare praticamente 1 chilometro. Crampo è passato. E vabbè, Cansiglio, stiamo arrivando. In realtà ci siamo già, però il passo del Cansiglio. Ondeggiamo nel bosco. Tu hai visto che robetta? Vabbè raga, che dire. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così iscrivetevi al canale, lasciate un bel like. Aspetta che non mi schianto. E noi ci vediamo domenica prossima. Ciao belli!